L'assessore all'ecologia del comune di Agrigento, Nello Amel, rassicura su alcune multe inflitte per il conferimento del secco residuo indifferenziato circa un mese addietro. Nel frattempo, lunedì incombono probabili difficoltà nella raccolta della carta. Ad Agrigento, nei giorni scorsi, in occasione di alcune polemiche sulle modalità di conferimento del secco residuo, l'indifferenziato, sono state anche inflitte delle multe a dei cittadini. Assessore Amel. Sì, questo si riferisce al controllo che è stato fatto circa un mese fa sul conferimento del secco residuo nei mastelli per vedere se è stato conforme. È stata fatta congiuntamente con i vigili urbani. Tra l'altro questo controllo è stato preannunciato per diversi giorni e in alcuni mastelli sono state trovate delle irregolarità e ora sono arrivate delle sanzioni. Io voglio dare un messaggio rassicurante ai nostri concittadini. Noi cercheremo adesso di valutare col sindaco le modalità di questo intervento, diciamo che è un intervento corretto dal punto di vista dell'attività che hanno fatto i vigili urbani, che tra l'altro hanno una gestione autonoma di queste problematiche e quindi noi non possiamo assolutamente interferire. Però nelle procedure di gestione delle sanzioni, che hanno un passaggio che riguarda la possibilità di poter portare delle motivazioni rispetto a quello che è stato trovato, poi potremo vedere come gestire. Quindi io do un messaggio tranquillizzante. Poi lunedì, dopo che faremo una riunione con l'ufficio legale e con il segretario generale, darò delle notizie più puntuali e precise che penso possano essere positive e tranquillizzanti per la soluzione del problema, senza nulla togliere alla correttezza dell'intervento che è stato fatto da parte del comando della polizia urbana. Ancora lunedì potrebbero verificarsi dei problemi per quanto riguarda la raccolta della carta? Allora, lunedì le organizzazioni sindacali, in maniera secondo me poco generosa nei confronti del Comune di Agrigento, hanno di nuovo convocato l'assemblea per 2 ore, quindi ci sarà una diminuzione della forza lavoro per la raccolta della differenziata. Noi stiamo organizzandoci in maniera molto puntuale e precisa, per cui l'umido verrà raccolto totalmente, la carta potrà avere qualche ritardo, che comunque sarà recuperato nella giornata di mercoledì. Sono prezzi che dobbiamo pagare a quella che è la democrazia del lavoro, che noi condividiamo e sosteniamo, è un diritto dei lavoratori, però rendetevi conto, e lo dico anche proprio ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali, noi mercoledì saremo in grado di pagare le ditte che poi devono pagare gli stipendi agli operai. Il ritardo complessivamente è solo di pochi giorni. Ci sono comuni che ritardano per 6 mesi, per 2 mesi e mezzo, per 4 mesi e sono sicuramente ritardi gravi. Quello nostro è un ritardo che si verifica forse per la prima volta nell'arco di 1 anno e mezzo, quindi mi sembra un po' ingeneroso passare subito alla mobilitazione e alle minacce di sciopero per problemi di questo tipo. Sapete bene com'è difficile l'organizzazione di un comune e a volte per piccoli problemi burocratici si perde tempo. Noi abbiamo fatto tutto quello che era possibile e in poco tempo pagheremo le aziende che poi pagheranno gli stipendi, e anche per loro un messaggio di tranquillità.